Garanzie ex ante e ex post, se vogliamo fare lavorare di fioretto. Allora, questa è una garanzia ex post, quindi scatta nel momento in cui si dichiara il fallimento dell'istituto di credito. Non è ex ante, che nel momento di sofferenza del credito uno dice la banca non mi ha pagato, Stato pagami tu. Questo non è così. Devo aspettare che fallisca. Devo aspettare, perché è una garanzia ex post, è una cosa diversa, Ma però è una garanzia. Devi garanzia. portare via i soldi alle banche, Però, come si fa a passare un messaggio di questo allora tipo? finisco, Ma ci vuole finisco. senso di È la garanzia in assoluto, è la garanzia ci vuole però. senso di Ma responsabilità. lei lasciami finire. È una garanzia però in assoluto la più alta dei sistemi bancari europei e occidentali. Gli altri si fermano a 60.000, ad esempio in Olanda, a 40.000 in 103 è la più alta. Quindi è in assoluto la più alta, per cui il risparmio si può dire che è garantito. Telefonata, dai, telefonata, prego, pronto, non è che- buonasera. Allora, No, d'accordo, non sono solo le banche, Come c'è fa a anche lo garantirtelo? Stato. non Scusa, serve Santo. metterli sotto il materasso. Scusa, non mica capivo. Però, altra domanda, Scusa, serve la ancora banca te lo investire? garantisce, se la banca non fallisce ti dà i Prego, soldi. dai, Se chiamiamo in fallisce, te li linea, dà buonasera. l'interbancario. No, signori, dovrebbe andare avanti la telefonata. Tutte le banche italiane stanno attraversando un periodo di crisi finanziaria e di sofferenze a causa delle obbligazioni truffa. Oggi i profitti sono diminuiti, certe banche non daranno i dividendi ai propri azionisti. Dunque si presenta un anno magro per gli azionisti. Mi meraviglio che non si parla mai dei compensi dei vari presidenti di banca. Ho letto sul Sole 24 Ore i compensi da capogiro. Si arriva persino a 4.700.000 euro, vuol dire 9 miliardi all'anno ai signori presidenti. Io come cittadino inviterei la Banca d'Italia ad intervenire per contenere certe spese e diminuire certi compensi in questo periodo di crisi finanziaria ed economica. Anche perché gli azionisti delle banche quest'anno non riscuoteranno nessun dividendo. E Grazie, quindi lei dice per garantire, la la ringrazio, buonasera, per garantire i dividendi anche in un momento difficile bisogna che presidenti e dirigenti eccetera si abbassino gli stipendi. Questo insomma si Allora, dice, sulla bassa questo gli si dice. stipendi può Antonella, aver sentiamo significato, qualche ma non altra è così. questione. Dai, dal Certo. punto di vista